Cerimonia di inaugurazione oggi della banchina Liguria, il primo approdo temporaneo per le grandi navi qui a Porto Marghera. 105 giorni di lavoro, oltre 1.800.000 euro, realizzato secondo cronoprogramma grazie all'impegno di tutte le forze in campo. Al taglio del nastro dell'approdo temporaneo operativo dal 9 aprile, che quest'anno accoglierà 32 grandi navi, il ministro Enrico Giovannini. Un lavoro avviato, ha detto, per assicurare un futuro alla crocieristica. Le scelte che sono state fatte fino adesso sono in fase di realizzazione, come vediamo oggi, cioè approdi temporanei a Marghera e non solo a Marghera, per cui stiamo valutando altre ipotesi per assicurare, anche in presenza di condizioni meteo particolari, l'arrivo comunque in sicurezza delle navi da crociera. Una rarità che un ministro che decide l'opera poi la venga anche a inaugurare, l'elogio del governatore Zaia presente all'inaugurazione. Il progetto si è concentrato sulla realizzazione di strutture per la gestione dei passeggeri con una stazione provvisoria e di ambienti per le istituzioni doganali e di frontiera. È una delle migliori banchine commerciali che ci sono in Italia, dedicata al traffico contenitori, che è stata in parte dedicata, e principalmente nelle giornate di sabato e una domenica al mese, al traffico crocieristico. I passeggeri in imbarco vanno comunque alla Marittima, poi vengono portati qua e fanno l'imbarco, mentre lo sbarco avviene attraverso questa tensostruttura di 1000 metri quadri, dopo la quale i passeggeri vengono o portati alla Marittima con i pullman oppure all'aeroporto. Lo step successivo prevede l'adeguamento dell'approdo Banchina Lombardia entro il 30 aprile e la conclusione dello studio di accessibilità nautica del canale Malamocco-Marghera entro settembre. La crocieristica dunque, anche se con numeri differenti, riparte. Noi passiamo dal 2019, in cui avevamo circa 565 navi, al 2022, in cui riusciremo a gestire tra tutto 200 toccate. Quindi questo significa che c'è stato ovviamente un colpo incredibile dato dal decreto 103, ma siamo riusciti quantomeno per quest'anno ad avere, insomma, più di un terzo delle navi numericamente che avevamo. Nessuna risposta invece da parte del ministro sui ristori sia per le compagnie rimaste fuori dalla laguna che per i lavoratori della crocieristica che hanno subito un pesante contraccolpo.